il corridoio giusto, attenzione De Borda e se ne va in meta! In meta! Bada Banghete su Ludwig Mercier che viene scaraventato a terra come fosse Dolurio. E Mani, un semidio, oggi 3 volte fuori dal campo. Il pubblico di Rovigo ti adora, capitano! Buonasera amici di Rugby House, benvenuti in seconda puntata del nostro appuntamento settimanale con il rugby. Oggi grandi ospiti, grandi contenuti, andremo a vedere quella che è l'analisi del match col Petrarca Padova, apriremo la sfida con il Reggio e parleremo dell'Italia Under 20. In più faremo una piccola analisi, un focus su quello che è il pubblico rodigino, ma partiamo subito presentando i nostri ospiti. Con noi Andrea Bacchetti. Buonasera a tutti. Secondo ospite il presidente delle Poste Rossoblu, Federico Andriolli. Buonasera a tutti. E poi una grande presenza statistica, numerica, di esperienza all'interno del nostro studio, con noi Roberto Willy Roversi. Grazie a voi, buonasera. Una settimana molto importante che ha visto la FMCZ Vea, Rugby Rovio Delta soccombere qui al Battaglini contro il Petrarca Padova e abbiamo intervistato a caldo il vice capitano della squadra petrarchina Roberto Bertetti. Comunque sapevamo che il derby è sempre dura, sapevamo che la squadra Rovigo comunque è sempre tanto forte, è stata una partita molto ostile per noi e siamo arrivati molto concentrati. Comunque la partita all'inizio è stata molto equilibrata, complice anche un po' il vento che ci ha un pochino non favoriti però da entrambe le parti, comunque sono stati diversi errori al piede su piazzati e quindi è stata abbastanza equilibrata per i primi minuti. Alla fine noi comunque necessitavamo di questa vittoria per riagganciare proprio la parte alta della classifica, perché comunque soprattutto dopo alla vittoria, in seguito alla vittoria di ieri del Mogliano su San Gregorio, che quindi ha agganciato la parte alta della classifica, tutto qua. Sì, avevamo assolutamente bisogno di questa vittoria perché comunque fino adesso abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo fatto un pochino fatica in certi momenti del campionato. Abbiamo fatto un pochino più fatica rispetto all'anno scorso, nel senso che l'anno scorso le prime partite erano state avevamo subito parlato dei grandi successi, invece questo campionato all'inizio è stato un pochino più difficile per noi, quindi questa partita ovviamente risolleva il morale, poi essendo comunque un derby ci aiuta ancora di più. No, ovviamente il campionato è ancora lungo, adesso incomincia il ritorno, quindi l'importante credo anche comunque per il Rovigo rimanere ovviamente nelle parti alte della classifica. Adesso siamo più o meno 5 squadre comunque a combatterci la zona alta della classifica, vedremo come andrà. Ritorniamo quindi in studio. Andrea, hai sentito Roberto cosa dice? Principalmente lui è un mio grandissimo amico perché ho avuto la fortuna di conoscerlo prima in campo e poi con le nazionali under rugby a 7 e sicuramente siete stati in Russia anche esatto, sì, a Barcellona quest'estate, quindi con lui diciamo sia un rapporto sia d'amicizia che poi comunque dopo si prolunga anche in campo quando magari giochiamo contro nei derby eccetera. Ho avuto la fortuna sia di sentirlo prima del derby che dopo e precedentemente la sua preoccupazione diciamo era data sicuramente al di là che comunque hanno vinto la finale che ormai è acqua passata, che comunque loro avevano molto timore di venire qua da noi a giocare con noi perché comunque si aspettavano, comunque avevano un timore sicuramente dato dal nostro tifo, dal nostro campo che comunque è un campo ostile, comunque avevamo molta grinta e voglia di battere la loro squadra e comunque dimostrare il nostro valore e certamente loro hanno avuto la meglio e quindi merito a loro e noi certamente cercheremo di prendere le migliori cose da questa sconfitta e migliorare gli aspetti negativi insomma. Ok, fin qui un'intervista normale, adesso entriamo un po' nello specifico. Allora, un derby che era molto particolare, non vorrò dilungarmi molto sul derby perché ora della fine abbiamo visto tantissimo, entriamo un po' nei fatti. Lui dice Petrarca, una squadra che ha iniziato questa stagione un po' in bianco e nero, però con questa partita si rilancia in chiave scudetto. 20 minuti non sono mai entrati nella nostra metacampo e poi un intercetto e cambia la partita. Quesiti, problemi, insicurezze? Beh, principalmente quello che posso dire personalmente è che magari la stessa cosa che lui ha detto l'avevamo vissuta noi l'anno scorso perché magari eravamo arrivati al punto del derby in casa, mi ricordo che non passavamo tanto un buon periodo e che diciamo da quella partita lì abbiamo avuto il nostro slancio per la prossima stagione, per la stagione insomma, che andava avanti. Poi sicuramente insomma, noi abbiamo avuto
Un po' di difficoltà mentale, perché comunque eravamo in una situazione dove stavamo attaccando per molti minuti, dove stavamo cercando di concretizzare al massimo i nostri sforzi, dove purtroppo ci eravamo posti come obiettivo che quando eravamo nella loro metà campo sicuramente di portare a casa punti. Non siamo così riusciti e in più c'è stato questa meta di intercetto che sicuramente ci ha creato dei problemi e che però per fortuna nella finale del primo tempo siamo riusciti a segnare questa meta che mentalmente è stata importante per noi per affrontare poi secondo tempo, che però magari non siamo riusciti proprio a esprimere il nostro miglior gioco e quindi a portare a casa la partita con il risultato migliore, insomma. Willy, tu ne hai visti tanti di derby, hai visto tante stagioni, come riusciamo a contestualizzare questo momento e questa partita? Ma è difficile, perché nella sua storia di 147 partite fra Rovigo e Petrarca momenti simili ci saranno sicuramente stati. E poi è un detto che viene ricordato con le parole, ma contiene anche tanta verità, che ogni partita tutto sommato fa storia a sé. La partita di domenica il Rovigo, soprattutto nel primo tempo, si è dimenticato una cosa, quella di segnare. Ha sbagliato dei calci, ha sbagliato delle mete che sembravano fatte, e quando ti dimentichi queste cose alla fine paghi. L'ha pagato anche in maniera crudele, perché quella meta di intercetto sono mete che fanno male, che feriscono il morale di una squadra che sta comandando il gioco e poi alla fine si ritrova sotto. E l'ha pagato soprattutto nel secondo tempo, perché il primo tempo 10-5 la partita era tutta da giocare, ci si aspettava tutti che la squadra potesse completare la rimonta e invece non ha avuto la carica psicologica, è mancato qualcosa, la squadra si è spenta un po' alla volta e su questo credo in settimana avranno lavorato o stanno lavorando Polarù, Andrea e i suoi compagni. Una domanda poi saliva anche sugli spalti, poi sentiremo anche Fede cosa ne pensa. Sugli scudi sicuramente i ragazzi rodigini rispetto agli altri che vestono la maglia rosso-blu. Questo fa capire che il cuore che batte fa fare prestazioni migliori, o quelli che non sono di Rovigo in realtà non hanno ancora percepito l'importanza o si sono fatti schiacciare dalla pressione? Ma è una questione che tu poni è abbastanza complessa. Diciamo che quest'anno ci sono alcuni giocatori, fra virgolette, i foresti, che non stanno rendendo come rendevano però già la scorsa stagione. Quindi se la scorso campionato anche giocatori che non sono di Rovigo davano un certo contributo e non lo danno quest'anno, non penso dipenda da una questione di spirito o di stimolo. Probabilmente è un problema di condizione fisica, di condizione psicologica, c'è qualcosa d'altro che non l'attaccamento a una maglia o a una squadra, a una società, perché tutti gli stranieri che sono passati di qua, o anche giocatori non stranieri ma italiani venuti a Rovigo da fuori, hanno sempre trovato un ambiente caldissimo. Raramente ho visto qualcuno non dare il massimo per questa squadra, anche se non era di Rovigo. Credo dipenda soprattutto da questioni non legate allo spirito, ma ripeto, atletiche, fisiche, la tattica che non funziona, insomma un momento non facile, come è successo anche l'anno scorso, e poi c'è stata la ripartenza che ha portato fino alla finale. Fede, tu e le Posse come avete vissuto questa partita e le vostre aspettative immagino fossero un po' diverse. C'è una cosa a dire che tutti hanno notato, gli stessi giocatori del Petrarca, infatti sono sentiti anche un po' spaesati a dire il vero, non sono usciti i classici cori contro la squadra di Padova. È una linea che si vuole adottare o era magari questa partita che non stava andando perfettamente che un po' vi ha smorzato? Beh, allora i classici cori di cui hai appena parlato non sono spariti, voglio dire. Ci saranno, se ci sarà l'occasione. Alla fine è stata una partita corretta, non ci sono state scorrettezze particolari che in quei momenti può far partire quel famoso coro, insomma, che anche i petrarchini ormai si attendono. E apprezzano ogni tanto, perché sì. molti loro addirittura certi tifosi avversari hanno detto che sono mezzo cantati da soli verso la fine della partita, quindi alla fine non è nulla di male, però comunque anche per noi abbiamo scelto di farlo partire da mia voce o da qualcuno di noi se c'era l'occasione reale, insomma, infatti anche l'ingresso in campo per esempio ci ha
lasciato un po' tutti stupiti, perché noi abbiamo detto stiamo tranquilli, cioè li facciamo entrare senza chissà quale, però tutto il pubblico, qualche applauso, comunque fischi, cori non ci sono stati, alla fine è anche una dimostrazione di rispetto per alla fine che hanno vinto lo scudetto e evidentemente insomma l'hanno anche meritato in quella partita. L'hanno vinto veramente, io non ricordo quel giorno, ho un buco. Purtroppo sì, quindi in quella partita magari la gente l'ha inteso così probabilmente. Soprattutto direi non è gratuito, cioè il concetto che tu poni è non è successo nulla, una partita di rugby, tutti sono comportati bene, era giusto non inveire tra virgolette contro l'avversario. Non a caso al termine del match ci sono stati gli applausi da parte della tribuna Quaglio nei confronti del Petrarca e lì ho visto i giocatori veramente sorpresi. Sì. Beh, stati, a dire la verità, inizialmente sono stati certi giocatori al centro del campo del Petrarca a applaudire il pubblico, perché però, evidentemente c'era per ringraziare l'atteggiamento del pubblico durante la partita e lì poi sono stati corrisposti dall'applauso della gente, dei tifosi insomma. E questo è veramente un'ottima notizia. Quindi insomma, anche noi come club siamo stati soddisfatti di questo e certo ci aspettavamo e speravamo ovviamente un finale migliore comunque. Quindi, però come ha detto Bertetti e come ci ha insegnato anche la scorsa stagione, ride bene chi ride ultimo, insomma, voglio dire, infatti. Siamo al giro di boa e quindi dopo il Petrarca ci aspetta una squadra che si sta comportando bene nonostante comunque i mezzi non siano eccelsi, ovvero il Rugby Reggio che è settimo in classifica e che siamo andati a scoprire in questa nevosa notte di metà settimana appunto nel loro centro sportivo. Up till this moment, we have a very strong forward pack, and we will try and use that against Rovigo as much as possible. But we will work hard for the match upcoming because we want to play as a full team together, not just as one forward pack or one backline, but we want to play as a team together, not just exploit one possibility or one area where they're not that strong. But yes, maybe they weren't as strong now, but maybe this weekend they might be strong again. So that's different from each match to another. It depends on how you play on the day. So far from coming 2 seasons down, 2 divisions down from A2 to Excellenza, I think it's been a really good season so far for Reggio. But saying that, there's a lot of matches that we could have won and had to do different things just to seal the match off. So in one way we are happy with how the season is going where we are, in another way we are a little bit frustrated because we're getting better, but we should have been about 5th place by now, easily for us, because we're actually playing the best the rugby we can be up there, making a couple of stupid errors down the line, and we can actually be up with all the top teams. I would say there's 2 or 3 favourites. I think a team like Mogliano is playing really good. They're actually one of the teams that plays as a team. Calvisano is also another strong contender to be one of the favourite teams. I think Cavalieri Prato is a good team. I think they have got a couple of good players, but they're not a team. They're just a couple of individuals playing well, and other teams will start exploiting that and see that, and that's when they will start losing games. But up until now, they're not a bad team. Il momento negativo del Rovigo è un momento relativamente negativo. La partita è stata molto condizionata, abbiamo giocato con un tempo, con un giocatore in meno e sicuramente i miei giocatori prima di entrare in campo non avevano la convinzione di battere i vice campioni d'Italia. A fine partita c'è stato un rammarico, comunque quella partita era la prima di campionato, oggi è totalmente una partita diversa. Chiaramente di contro il Rovigo penso che abbia la squadra che con i nomi è sicuramente la più forte del campionato, non si sta esprimendo, però quelli non sono problemi miei. Ci siamo trovati quest'anno in eccellenza
con un paio di anni d'anticipo, però abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare nel futuro, che è la crescita dei nostri giovani. La nostra squadra è fatta tutti di giocatori di Reggio e di Parma, e continueremo su un discorso del genere, perché pensiamo che lavorando su questo territorio abbiamo la possibilità di avere dei giocatori o di far crescere dei giocatori che già abbiamo. Quest'anno parecchi giocatori che di età media dai 21 ai 23 anni. Dunque lavoreremo su questo gruppo, speriamo che mi tornino dall'Accademia altri giocatori, e su un discorso futuro è solamente lavorare su una linea verde italiana. E se pensi anche a un discorso di Rovigo negli anni d'oro, due stranieri estremamente forti, gli altri erano tutti giocatori che, giocando per la maglia, giocando per il territorio, trovano sempre una motivazione in più rapportato a chi gioca sotto un discorso come discorso economico. Abbiamo sentito Manghi e Moore, sarà stata la maglia, però anche all'andata, insomma, una grande prestazione della FMC ZV Rugby Rovigo Delta non c'è stata. È ovvio che loro temono molto questa partita. Manghi ha detto: Rovigo è un leone addormentato. Lo facciamo svegliare, Andrea? Beh, personalmente spero, insomma, che questa settimana lavoreremo come stiamo facendo, lavorando tutti, diciamo, i punti più critici che abbiamo avuto domenica, cercando di migliorarli. Noi ovviamente rispettiamo tutti i nostri avversari, dall'ultima classifica alla prima in classifica, però noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e sicuramente domenica andremo a affrontare questa partita sicuramente forse con un po' più di grinta e una voglia di dimostrare che comunque noi meritiamo di stare nei primi posti in classifica, e con la voglia, insomma, di trovare anche una serenità generale, in modo che riusciamo a esprimere al massimo il nostro gioco e portare a casa, al di là, insomma, di uno spettacolo del gioco, comunque una vittoria consistente che ci possa comunque far pensare positivi per i prossimi impegni. Sì, anche perché adesso noi parliamo comunque di un paio di settimane difficili, ma il primo posto è a 6 punti, insomma, non è che proprio nulla è perduto, siamo quinti, ma c'è ancora un girone di ritorno da affrontare, anche se una cosa che ho notato l'anno scorso, soffrivamo un po' più con le piccole, vincevamo con le grandi. Quest'anno soffriamo un po' più con le grandi e vinciamo un po' di più con le piccole. Penso sia un discorso forse di serenità, come dicevi tu. All'interno dello spogliatoio quali sono gli animi? Gli animi dello spogliatoio sono sicuramente, diciamo, consapevoli che ormai la maggior parte dei ragazzi, dai più giovani ai più vecchi, sono tutti professionisti, quindi tutti sanno che comunque qual è il proprio compito da fare. Certo che si possono passare in una stagione momenti belli come momenti meno belli, l'importante è che insomma il gruppo stia compatto, insieme, oltre che tra i giocatori, comunque con lo staff, con la società, e personalmente parlando non c'è nessun tipo di problema, perché comunque vedo che il legame fra i giocatori non si è sciolto, lo staff comunque si è messo sempre alla massima nostra disposizione e mai, diciamo, non si è mai diciamo, espresso in maniera che a noi non facesse piacere, anzi ha sempre cercato di risolvere i nostri problemi tutti insieme, e quindi gli animi sono abbastanza tranquilli, e comunque tranquilli nel senso che dobbiamo solo ritrovare, come ho detto, mi sono già ripetuto precedentemente, la serenità generale e, diciamo, personale, dove ognuno deve fare il proprio compito per poi far sì che la squadra si comporti nella maniera migliore per portare a casa il risultato la domenica o il sabato quando giochiamo, insomma. Beh, la partita con il Reggio probabilmente capita al momento giusto, dopo una delusione, la necessità di trovare confidenza con il gioco, con il risultato. Capita una squadra che non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, una squadra neopromossa, ha nella volontà, soprattutto nell'impegno, la sua arma migliore. Credo che il Rovigo debba giocare secondo i suoi schemi, secondo le sue possibilità, non dovrebbe aver problemi. Anche il discorso che facevi prima riguardo l'accesso ai playoff, sicuramente è tutto da vedere, tutto da giocare. L'anno scorso, rispetto all'anno scorso, c'è una piccola differenza che va a vantaggio del Rovigo, che nella scorsa stagione il primo posto nella regular season dava diritto alla finale in casa, e questo voleva dire, nel caso si raggiunga la finale, un incasso importante. Quest'anno, con la finale al meglio delle 3 partite, il vantaggio di arrivare primi varrebbe solo nel caso si arrivasse alla bella nella finalissima per lo scudetto.
e quindi da questo punto di vista economico per la società diciamo che arrivare quarti o secondi non dovrebbe avere grosse ripercussioni. Volevo riagganciarmi a un discorso che aveva fatto prima il Presidente delle Poste riguardo al pubblico e al tipo di tifo che è stato fatto domenica. C'è un aspetto secondo me che ha cambiato un po' il rapporto tra il pubblico e le squadre ed è, faccio un esempio, 20 anni fa la squadra per 10 anni, per 5-6 anni era sempre quella. Conoscevi quindi i giocatori, l'allenatore, c'era quasi un rapporto tra il pubblico e il giocatore singolo e quindi si conoscono, infatti con qualche giocatore del Petrarca sono nati dei cori che sono rimasti nella tradizione. Adesso questo non avviene più perché ogni anno le squadre cambiano volto continuamente, ci sono giocatori nuovi con cui si fa fatica a identificare, magari non sono neanche della città che rappresentano e questo ha cambiato, a mio avviso, il rapporto che c'era in passato, ha modificato il rapporto del pubblico nei confronti della squadra, soprattutto nel derby dove c'era molto sentita la rivalità e non avendo più, non riconoscendo più sul campo il giocatore che aveva visto l'anno prima magari è un po' disorientato e quindi ecco forse un tifo un po' più tranquillo e un po' più sereno che va anche bene. E a proposito di pubblico di Stadio Mario Battaglini, il nostro tempio del rugby sarà teatro di un altro grande appuntamento internazionale dopo la Rugby World Cup Junior della scorsa estate, ovvero Italia-Inghilterra Under 20 venerdì prossimo, fra 10 giorni quindi alle ore 19. Un Under 20 che fa il suo debutto all'interno del 6 Nazioni, un 6 Nazioni che ovviamente Under 20 deve dare il là a nuovi giocatori capaci di inserirsi nel nuovo progetto firmato Brunel. Noi qui abbiamo Andrea Bacchetti, 2 caps, tutte le 3 file giovanili. È cambiato l'allenatore, è cambiato progetto, cambierà qualcosa? Ma personalmente parlando credo che comunque il percorso fatto a Nick Mallet sicuramente ha portato a progressi per quanto riguarda il movimento italiano, poi sicuramente anche l'entrata delle squadre in 7 League sicuramente ha portato anche questo a un maggiore rafforzamento di giocatori a giocare all'alto livello e poi penso che comunque la federazione stia lavorando molto sui giovani, sia dal fatto dell'accademia che delle varie accademie che ci sono a Tirrenia, a Mogliano, a Parma eccetera e quindi diciamo che io ho avuto la fortuna anche comunque di giocare tutte le 3 file giovanili e incominciare proprio a vedere questo progetto con gli allenatori e sicuramente cambierà qualcosa sia ormai da 2 o 3 anni a sta parte che comunque anche in futuro sicuramente con risultati positivi come si stanno ottenendo, visto che anche alla selezione di quest'anno comunque vediamo sempre volti nuovi, più giovani che comunque saranno diciamo il futuro della nostra Italia. Sì, sei molto diplomatico nel parlare, è ovvio che tu hai 23 anni, per cui non puoi non sentirti parte di questo progetto, sei convocato negli Emerging, e il punto qual è? Tu senti vicino una possibile chiamata o solamente chi fa parte del progetto Celtic può rientrare in nazionale? Ma adesso diciamo personalmente spero, ovviamente il sogno del cassetto è sempre quello di tornare a far parte del gruppo azzurro per un 6 Nazioni o per qualsiasi tipo di torneo, partita internazionale con la maggiore. Certo che comunque diciamo il progetto Celtic è quello diciamo dove vanno a pescare diciamo la maggior parte dei giocatori. Ovviamente ci sono casi come ho parlato precedentemente di giocatori giovani che militano nel nostro campionato o addirittura in categorie inferiori che sono avuto la possibilità di andare con la maggiore, quindi penso che se uno diciamo se una persona, un giocatore se lo merita durante il campionato di giocare a un buon livello, penso che le possibilità di far parte del gruppo azzurro ci siano e quindi anche personalmente o anche per altri miei compagni penso che è giusto che noi lavoriamo principalmente per il club ma anche personalmente con diciamo, l'obiettivo di arrivare a far parte piano passo per passo di arrivare a far parte del gruppo azzurro insomma. Ecco, prima della trasmissione parlavamo della tua generazione, no? La classe 88, comunque anche 87, 86 con cui tu hai militato e si diceva appunto che in quegli anni i tuoi coetanei, la tua generazione sembravano in realtà coloro che dovessero prendere il posto delle colonne portanti della nazionale. Questo non è ancora successo e anche le nuove convocazioni stanno virando un po' su ragazzi come dicevi tu più giovani, 91, 92. Vi sentite estromessi o pensi che sia qualcosa di naturale? Prego, dimmi. No, dico naturale nel testare le nuove realtà.
Ma penso che sia il percorso di ogni giocatore, diciamo che sia una cosa un po' personale, un po' per tutti. Quel gruppo che mi ricordo che avevamo avuto la fortuna di giocare con i ragazzi più grandi dell'86, quindi con Giaston, con Riccardo Pavan, che con la fortuna che militano con me anche quest'anno, con i ragazzi dell'87 o degli 88, i vari Riccardo Bocchino, Quartaroli, che comunque anche recentemente hanno avuto apparizioni con la nazionale maggiore. Penso che questo sia una cosa un po' generale, o comunque che ogni anno, diciamo, in base alle prestazioni dei giocatori ci sono ricambi di giocatori, tante volte anche gli infortuni, diciamo, ti portano a perdere dei treni o comunque a far sì che nel frattempo chiamano altri giocatori, quindi penso che personalmente tutto questo sia un po' un movimento naturale, generale di giocatori dai più giovani, da quando compi la maggiore età fino alla mia età, insomma, che ha 23 anni. Insomma. Ma detto come vedete, ti senti svantaggiato a giocare in eccellenza rispetto a quelli tecnici altri? Io per quanto mi riguarda sono più che felice di aver sposato di nuovo il progetto del Rugby Rovigo, anche perché se non fosse così, insomma, avrei preso altre strade. Io giocare in eccellenza, insomma, penso che sia uno dei miei massimi obiettivi. Certo che magari in Celtic League puoi trovare altissimi livelli o comunque livelli più alti, però penso che anche nel nostro piccolo, al di là dell'ultima partita che abbiamo giocato a Bayonne, penso che comunque abbiamo dato la dimostrazione di aver potuto raggiungere obiettivi o comunque anche risultati molto importanti con squadre come Wasp, Bayonne, Bordeaux, o comunque anche negli anni precedenti, insomma, aver dato di dimostrare che comunque possiamo giocarcela anche ad alto livello, insomma. Sarò cattivo. C'è qualcosa che ti devi rimproverare in questi primi anni di carriera? Pensiamo alle convocazioni non più mantenute, pensiamo alla tua esperienza in Francia, pensiamo a tutte queste varie possibilità. Se personalmente, cioè, nel senso, se posso dare un consiglio magari a qualche più giovane, certo. Quello che posso dire secondo me è che può di sfruttare qualsiasi tipo di occasione che gli venga data, dall'allenatore della nazionale che per caso capita nel tuo club, a vedere l'allenamento, a qualsiasi tipo di chiamata, magari di qualche partita, faccio un esempio solo interregionale col CIV, a qualsiasi tipo di raduno con la nazionale che si può fare per l'Under 16, Under 17, qualsiasi tipo di sia, insomma qualsiasi tipo di, diciamo, di panorama che ci sia dove la gente può guardarti, secondo me è un'occasione importantissima, perché la fortuna non si sa mai dove può arrivare, o comunque magari in quel momento lì c'è qualcuno che ti guarda e comunque vede qualcosa che veramente hai dentro di te, che magari altre persone non hanno visto, e quindi ti può portare magari a confrontarti in altri panorami, diciamo, internazionali, o comunque in altri paesi come in Francia, in Inghilterra, dove comunque il rugby si sa che comunque è di altissimo livello e che primeggia anche a livello mondiale ormai nelle coppe del mondo, nei tornei internazionali, insomma. Quindi speriamo che Brunner ritorni in fretta a vedere gli allenamenti. Certo, speriamo. Anche perché insomma la nazione deve ancora cominciare ed è abbastanza lungo. Sì. Willy, quindi legandomi alla chiacchierata fatta con Andrea, rugby giovanile, under 20, nazionale maggiore, è un percorso che realmente dà i suoi frutti, li dà dopo un po' di esperienza in Celtic? Cosa ne pensi? Ma non so se lo strumento delle accademie scelto dalla Federazione Italiana sia quello giusto. Il problema è che fino a questo momento risultati non ce ne sono stati. Il livello dell'Under 20 italiana, nelle 6 nazioni dell'anno scorso hanno perso quasi tutte le partite, hanno vinto solo 9-7, l'ultima con la Scozia. Nel mondiale Under 20 ci siamo salvati dalla retrocessione all'ultima partita contro Tonga, quindi non una nazione fortissima. E quindi c'è un problema di struttura, evidentemente lo abbiamo visto proprio al mondiale Under 20 giocato qua in Veneto, c'è una differenza di valore tecnico tra i giocatori, diciamo, della fascia britannica rispetto a noi, assoluto a livello di tecnica individuale. Noi paghiamo una differenza notevole a questo livello e qui c'è a mio giudizio, un mio parere, una mia opinione, un problema di tecnico, nel senso che i giocatori probabilmente non vengono curati in certi fondamentali, in certi passaggi della loro qualità tecnica individuale nelle fasi iniziali della loro carriera, e si vedono nelle coppe europee le italiane che soffrono, cioè, le selezioni che fanno bella figura fino a un certo punto, poi arrivano delle mazzate, e quindi ed è anche il problema del ricambio difficile che sta avvenendo. Pensavo appunto alla generazione di Andrea,
quell'Under 20, anzi 21 poi 20 se non sbaglio, vinse 2 partite in un 6 nazioni con Galles e Scozia, andò a vincere a Buenos Aires contro i Pumitas se non ricordo male, per cui c'erano tutti i presupposti per avere degli ottimi elementi. Il problema va visto secondo me in due prospettive, c'è avere una buona squadra è una cosa, avere delle ottime individualità che poi passano alla prima squadra è un altro. In termini assoluti un Under 20 che non vince grandi partite ma mi dà 3 giocatori sicuri da nazionale maggiore è già un grosso risultato, e lo stesso discorso deve avvenire nei club. Non devo avere per forza un Under 20 che mi vince il campionato italiano, ma devo avere 4 giocatori che ogni anno mi arrivano nella rosa della squadra maggiore, e questo è il risultato è il lavoro che deve fare una squadra. Se poi arriva anche il risultato di squadra, i campionati, meglio ancora, ma fondamentalmente le squadre giovanili sono state create per creare i rincalzi per la squadra maggiore. Quindi probabilmente in l'epoca di Andrea era una bella squadra sul piano d'assieme, ma probabilmente mancava il tenore, mancava l'acuto, mancava il personaggio, il giocatore che stava sopra gli altri e che poteva andare nella nazionale maggiore. Ricordiamo che poi convocati nella partita di venerdì prossimo sono 2 rodigini, ovvero Ferro e Andrea De Marchi, per cui avremo una buonissima rappresentanza rosso-blu all'interno di questo team, non a caso anche poi allenata da Massimo Brunello. Sì, sarà una partita durissima, perché l'Inghilterra è la squadra campione in carica, imbattuta lo scorso anno, l'anno scorso ne prendemmo più di 70 in Inghilterra, quindi è un avversario decisamente ostico. Vedremo il primo impatto con i francesi domani sera come sarà, vedremo quale sarà l'Under 20 che ha messo insieme Brunello e poi assieme a Green. Però queste nazionali che ogni anno cambiano, non possiamo aspettarci sempre squadre forti, c'è del lavoro da fare soprattutto nella fase iniziale, sono squadre che vanno curate, credo a mio avviso sul piano individuale soprattutto, perché è importante tirar fuori dei giocatori, dei campioni da queste formazioni. Quei 3 per la nazionale maggiore. Esatto. Si parla di grandi eventi, grande rugby qui a Rovigo, ma Federico, il pubblico, essendo onesti, nei mondiali di giugno, a parte la partita in casa con il Galles, se non ricordo male, che poi col Galles c'era anche All Blacks Argentina, grossa affluenza non c'è stata. Noi dobbiamo un po' capire questo pubblico rodigino, perché siamo una città in mischia, però in realtà mediamente allo stadio non c'è tantissima gente, c'è solo in semifinale e in finale. Anche le grandi squadre con stelle del firmamento internazionale non vengono seguite, per cui qual è per te la tua analisi sull'identikit del tifoso rossoblu? Beh, come ha detto bene precedentemente Willy, il fatto che comunque la squadra cambia di anno in anno, e comunque rispetto a 20 anni fa che c'erano 2 fuori classe, 3 stranieri e il resto della squadra era rodigina, quindi la gente conosceva tutti i giocatori e cioè minimo qualsiasi persona conosceva almeno un giocatore di rugby del Rugby Rovigo. Adesso è diverso, quindi un motivo può essere questo. Poi comunque il fatto che per tanti anni non si è vinto, si è sempre stato nella massima serie, però non si è vinto, quindi magari tanta gente, una generazione magari sta appassionando adesso, magari negli ultimi anni che si è arrivati ai playoff di nuovo. Sembra che sia un torpore generale, insomma, anche perché è difficile giustificare 1.500-5.000, insomma sono 3.500 anime che dici ok, il sabato lavoro, poi non c'è nemmeno la domenica, perché fai veramente fatica a capire tutto questo. E tu come rappresentante di quella che è l'attività sicuramente più potente a livello di tifoseria, ovvero le posse, come potresti spronare gli altri tifosi a venire a vedere il rugby? Cosa potresti dire loro? Beh, visto che queste 5.000, 6.000, 7.000 persone sono venute alle semifinali e alla finale, penso si saranno sicuramente, anzi divertiti, si saranno emozionati. Dico, perché non potete tornare a vedere questi eventi sportivi della nostra città, visto che c'è un club organizzato di tifosi che non c'è in molte altre città, quindi perché non venire a sostenere i giocatori e la squadra della tua città, che sono nella massima serie, e a Rovigo alla fine questo è lo sport principale. A proposito delle varie iniziative delle posse,
vorrei andare un po' a sentire anche gli altri componenti che sono qui, perché veramente ce ne sono tante. Pensiamo al gemellaggio con l'Aquila, ma anche tutte le varie corriere che fate per seguire la squadra in trasferta. Noi ci divertiamo, facciamo un sacco di iniziative, tra le quali l'amicizia che abbiamo coltivato con gli aquilani, sia per l'evento che hanno subito nella loro storia, sia personale di molte persone che anche a livello rugbyistico. Quindi diciamo che questa è una delle cose più importanti, e in questo momento stiamo anche facendo una raccolta fondi per ricambiare questa loro gentilezza che ci ha portato a essere là quasi in vacanza gratuita, offerto dall'Aquila per noi delle Posse e per tutti quelli di Rovigo che poi si sono aggiunti, perché comunque c'è anche un buon pubblico che viene a vedere le trasferte. L'attaccamento alla maglia, l'attaccamento del tifoso alla maglia rossoblù è molto stimolato anche dalla presenza di, come diceva Willy, di personaggi di certificata diciamo, origine di Rovigo, insomma. Quindi sicuramente verremo anche e speriamo che vengano molti a vedere anche la partita della nazionale venerdì alle 19, venerdì 10 alle 19, perché sicuramente lo spettacolo, oltre quello che offrirà l'Inghilterra, perché sicuramente è una squadra da venire a vedere, anche sicuramente i nostri ragazzi sicuramente ci daranno soddisfazione. Poi sarà comunque un atto molto importante per l'immagine stessa di Rovigo in Europa, questo è inutile e bisogna anche ribadirlo. Quindi in concreto quali sono le prossime iniziative che intraprenderete? Sicuramente dovremmo andare a sostenere i nostri eroi di eccellenza, li andremo a sostenere a Mogliano, perché la prossima trasferta è Mogliano. Stiamo già organizzando il pullman, quindi abbiamo già sicuramente più di metà del pullman occupato. Willy, so che tu volevi aggiungere qualcosa per quanto riguarda il pubblico a Rovigo. Sì, riguardo il discorso che facevi prima di questo elastico, diciamo, dell'affluenza del pubblico al Battaglini tra le partite della regular season e la finale. Che questo fenomeno si è sempre registrato sostanzialmente. Io seguo da qualche tempo, insomma, la squadra rossoblù e ovviamente i risultati delle partite sono sempre l'elemento che fanno andare o su o in giù il numero degli spettatori che vengono allo stadio. La considerazione che mi sento di fare è legata un po' al recente passato, al rugby attuale. Un passato, chi voleva vedere il rugby aveva solo lo stadio come sfogo e quindi magari ci andava un po' di più. Adesso abbiamo un'offerta televisiva di gran lunga e di elevato livello, sia come qualità tecnica, qualità di ripresa. Vediamo il miglior rugby del mondo in TV tutti i giorni, e quindi l'appassionato, fra virgolette, tiepido, come dire, si sfama con il rugby in TV, mentre il fedelissimo, lo zoccolo duro della tifoseria, va allo stadio. Però l'appassionato tiepido, nell'occasione del grande evento, la finale, i playoff, quando la città tutta si anima, è trascinato e partecipa a questa emozione, a questo spettacolo che non è più solo una partita, ma diventa la storia di una città in mischia, ecco, si ricorda questo titolo. Per cui direi che è fisiologico questo andamento ad elastico della presenza del pubblico al Battaglini. Non mi preoccuperei più di tanto. Ecco, non ci preoccupiamo, però ovviamente invitiamo tutti a venire a vedere Italia-Inghilterra 6 Nazioni Under 20 venerdì 10 febbraio alle 19. Intanto ringrazio i nostri ospiti, ovvero Willy Roversi, grazie mille per essere stato con noi, ringrazio Federico Andrioli, Poste Rossoblù, e naturalmente Andrea Bacchetti, tre quarti ala, FMCZ VEA, Rugby Rovigo Delta. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 21:30 su Telestense. Vi ricordo anche la partita ogni martedì alle 22 su Veneto Oggi. Un grande ringraziamento anche alle Poste e buon rugby e buon fine settimana a tutti.